Sandrino Crecchi è uno dei protagonisti di questa bella vittoria del Taloro Gavoi contro Atletico Uri. Insomma, la massa a grandi oggi, no? Sì, volevamo salvarci oggi in casa, ci mancava un punto e siamo entrati consapevoli di tante assenze perché ne avevamo tantissime, però sappiamo anche della nostra forza, della forza che ci dà il pubblico in casa e della voglia che avevamo soprattutto di salvarci, dato che il girone d'andata abbiamo finito ultimi praticamente perché il Portocorallo era a 0 punti, noi eravamo ultimi, il girone di ritorno abbiamo fatto un girone di ritorno favoloso secondo me, abbiamo fatto a ritmo da prima in classifica se non di più e niente, siamo contenti di questa salvezza, ce la meritiamo tutta per i sacrifici che facciamo. Noi di Sassari ci metto in primis la verità perché ci facciamo una marea di chilometri, Ma ne vale la pena. però ne vale la pena per questa gente e poi tutti quanti, la verità per tutti, per il mister, per Pippo che so che ci teneva tantissimo, che a 41 anni ci teneva magari, non lo so, a si andare via da Gavoi con la salvezza in tasca, quindi sono contento anche per lui e niente, è andata bene e siamo contenti. Ecco, un giusto mix di giovani e anziani con questa regola di fuoriquota, però la ricetta del Taloro continua a essere la stessa, no? La tecnica accompagnata alla grinta e alla determinazione che in partite come questa contro un avversario come Atletico Uri fanno la differenza. Sì, ma noi la verità non ci è interessato che giocavamo contro l'Uri, noi non ci interessa contro chi giochiamo perché alla fine sappiamo che se giochiamo, giustamente l'Uri è più forte di noi, lo sappiamo, è uno squadrone, però sappiamo noi che possiamo sopperire con la grinta e poi abbiamo anche tecnica perché alcuni di noi ce l'hanno la tecnica, le giocate le facciamo, quindi siamo una squadra tosta, siamo gente che oggi ho visto per dire un Marco Pinna che è favoloso dietro, favoloso proprio, tutti, comunque tutti, ma tutto il giorno di ritorno tutti, ci metterei tutta la squadra, tutta la dirigenza, tutti quanti per questa salvezza che ti ripeto ce l'abbiamo meritata, voluta e meritata. Assolutamente. Sandro, tu invece a quale grande giocatore ti ispiri, visto che passano gli anni, ma la brillantezza e lo scatto non ti mancano? No, ancora non sono neanche grande, ho 30 anni, non è che ne ho, però ancora ho voglia e anche grazie a Gavoi che io ho ritrovato la voglia di giocare molto a calcio perché quando sono venuto qua i primi 2 anni mi sono ripreso proprio, sono rinato come giocatore, come tutto, poi l'anno scorso è stato un anno terribile calcisticamente per me perché sono stato in una società, non ti posso dire come, però quest'anno ho ritrovato di nuovo la serenità di giocare e ti ripeto anche grazie a tutti perché qua mi vogliono bene. E quindi non posso non far bene qua. Certo. Benissimo Sandro, ti ringraziamo, complimenti per la prestazione di oggi, per il campionato del Taloro, in bocca al lupo per queste ultime partite. Crepi, grazie mille. Grazie. Ciao a tutti.